2 bossoli e l'ogiva di un proiettile a terra, più 2 fori, presumibilmente di pallottola, sul muro e un terzo colpo che avrebbe colpito una grondaia. A Venezia è giallo su chi e perché abbia sparato contro un edificio nel sestiere di San Polo, nell'area di Santa Ponal. L'indomani mattina, nel cuore della città, poco distante dal ponte di Rialto, hanno eseguito i rilievi gli agenti della polizia scientifica e della squadra mobile della questura, cui spetta il compito di avviare indagini in grado di far luce su un episodio allarmante che suscita interrogativi inquietanti, anche e soprattutto perché non è la prima volta che Calle del Sole è teatro di un gesto che a Venezia non si può certo dire comune. Le immagini che state vedendo sono state girate il 7 aprile del 2017. In quell'occasione, come adesso, era parso un tiro al bersaglio, peraltro andato sempre a vuoto, ora come allora, contro una telecamera di videosorveglianza installata come deterrente verso comportamenti impropri. Ma chi voglia colpire quella telecamera e perché rimane un mistero. Cosa non deve riprendere e a chi può dar fastidio questa telecamera tanto da spingerlo ad utilizzare una pistola, a sparare. Non è ancora chiaro, peraltro, se qualche residente abbia sentito qualcosa. Al momento non risultano segnalazioni o denunce relative ad eventuali spari, forse avvenuti nella notte. Abitata da molti anziani, tra l'altro, questa è una zona di Venezia relativamente tranquilla, perlomeno fino ad ora.